prendetelo non nel senso del possesso, ma nel senso della partecipazione. Quindi io sono orgoglioso di Susa, come sono orgoglioso degli altri luoghi in cui vado, perché davvero ci sono elementi bellissimi, ricchissimi e capaci, suscettibili di essere ancora valorizzati e meglio conosciuti. Venendo al tema di oggi, il tentativo di arrivare ad una ortografia comune, ha parlato molto bene il sindaco, la professoressa Ambrino, ricordando la difficoltà che ogni lingua, compreso l'italiano, ha avuto nell'arrivare ad una definizione ortografica più o meno unitaria. Io vorrei sottolineare questo aspetto perché mi sembra che potrebbe essere lo stile dei nostri rapporti in generale. Sul piano della cultura è bellissimo litigare, nel senso che la cultura è quel luogo in cui si possono sostenere posizioni opposte, diametralmente diverse. Io quando leggo l'italiano, parlo dell'italiano che è più o meno la lingua che conosco, e vedo che ormai tutti gli mettono delle die eufoniche completamente sbagliate, facendo di questa lingua una lingua simil-sassone, con finali in consonantici, e perdendo ogni liaison, perché sarebbe la nostra caratteristica. Andate indietro, guardate le canzoni, mi arrabbio moltissimo. E sui miei libri cancello tutte queste linee, cancello 500 in una tesi, non meno. Ma cosa significa? Io capisco che la lingua evolve ed è possibile che effettivamente venga a prevalere quella posizione che non è la mia. E io con quella posizione ci litigo, ma non mi divido. Questo è il miracolo della cultura, cioè che noi possiamo sostenere posizioni anche molto diverse. E io credo che l'esperienza delle lingue minoritarie, proprio per il carattere, come dire, molto mobile e di diverse radici che in esse intervengono, sia un luogo eminente di differenze. Ed è bellissimo a livello di dibattito culturale far emergere le differenze. È sbagliatissimo far diventare quelle differenze delle opposizioni, dei gruppi, degli irrigidimenti, perché significa tradire lo spirito più forte che c'è nell'esperienza di minoranza. L'esperienza di minoranza è l'esperienza che tiene alla differenza come a una ricchezza. Se invece tiene alla differenza come una identità da riaffermare dogmaticamente contro altre identità, tradisce se stessa. Allora io sono molto contento che noi lavoriamo nella differenza ma cercandone unità e sapendo che possiamo continuamente dire ma sbagli, non è così, ma per carità, che incompetente, perché questa, ma lo diciamo con quello spirito della lotta delle idee e dell'unità degli intenti. Questo è il nostro obiettivo, questo è il nostro spirito. Grazie a tutti quelli che